L'ordinanza che prevede il divieto di uscire dal proprio comune a partire dalle 14 resterà in vigore fino al 23 dicembre, compreso dal 24 scatterà il decreto natale del governo con zone rosse in festivi e prefestivi. Bar e ristoranti chiusi con il decreto natale dal 24 al 6 gennaio, rabbia e rassegnazione degli esercenti, Zaia, fondamentali i ristori o la gente va fuori di testa. Scattata l'ordinanza alle 14 ai confini territoriali le forze dell'ordine per controllare i veicoli e fornire informazioni ai tanti dubbi delle persone. Effetto ordinanza regionale su Treviso dopo l'assalto dello scorso weekend, nel pomeriggio ha registrato un meno 65% di presenze in centro, non è stato necessario attivare i varchi, limitazioni invece scattate a Padova, città del Santo chiusa al traffico, in centro meno gente rispetto al weekend ma il blocco ha generato code e ingorghi. Il 27 dicembre è confermato l'arrivo in Veneto delle prime 875 dosi di vaccino anti-Covid, prime vaccinazioni su sanitari e ospiti delle case di riposo. Lettera appello al patriarca Moraglia dell'Associazione Culturale Venezia Libera, come accade a Roma anche a Venezia, in piazza San Marco si torni a realizzare il presepe. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È dunque entrata in vigore oggi l'ordinanza della Regione che prevede il divieto di uscire dal proprio comune a partire dalle 14. Resterà in vigore fino al 23 dicembre compreso, perché poi scatta il decreto del governo che è ancora più restrittivo, zona rossa nei festivi e prefestivi fino alla Befana. L'ha spiegato il governatore Zaia, che è tornato sulla fondamentale questione dei ristori. Sentiamo. Per noi decade la nostra ordinanza, gli effetti dell'ordinanza decadono il 24 con l'entrata in vigore del provvedimento nazionale, quindi fino al giorno 23 alle ore 24 è valida la nostra ordinanza. Il decreto del governo è gerarchicamente superiore all'ordinanza della Regione, quindi la chiusura dei confini comunali dalle 14 disposta dal Veneto resta in vigore fino al 23 dicembre compreso. L'ha chiarito il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa, tornando anche sul tema fondamentale dei ristori. Ieri sera il premier Conte ha parlato di una prima tranche di 645 milioni a inizio gennaio. Dovremmo vigilare perché il presupposto per tutte queste misure è che le imprese, i lavoratori siano ristorati. Io ho sempre parlato di modello tedesco, di dare una percentuale sulla differenza di fatturato rispetto al mese dell'anno precedente, cioè stiamo parlando di dicembre, andremo a vedere il fatturato del dicembre 2019. Il governatore incalza: le misure restrittive sono accettabili, dice, solo a patto che vi sia una certezza per le aziende, quella di essere ristorate dal governo. L'adozione delle misure è sempre più difficile. Sono sempre meno comprese, per cui se a questo ci aggiungi anche la mancanza dei ristori è logico che i cittadini poi possano andare anche fuori di testa, no? Nel frattempo governo e regioni hanno cominciato le riunioni in vista della riapertura delle scuole il 7 gennaio. Condivisione dell'apertura, ma non deve prescindere dalla situazione sanitaria, che poi non si dica Zaia diceva di aprire, adesso non apre più, e l'altro aspetto è relativo a quanto aprire, perché comunque il dato del 75% oggettivamente è impegnativo. Un ritorno in classe che preoccupa il governatore. Non si sa quale sarà la situazione epidemiologica di gennaio, dice Zaia, ed il 7 gennaio dovrebbero riaprire anche gli impianti da sci e tutto il resto. Il 7 rischia di diventare il D-Day, no? Cioè che c'è un sacco di robe che dovrebbero accadere quel giorno. Se c'è mischia al centro è bene evitare che accadano e infilarsi dentro altre attività, però è altrettanto vero che ad oggi il tavolo sta lavorando per l'apertura del 7. Dunque è entrata in vigore oggi l'ordinanza della Regione che vieta dalle 14 di uscire dal proprio comune di residenza. Sono scattati quindi anche i controlli delle forze dell'ordine. Vediamo. Come la prendo io? Come devo prenderla? Con filosofia, se bisogna farle, si fa.
Rotatoria di San Giuseppe, snodo tra Treviso, Quinto e la tangenziale. Un quarto d'ora dopo le 14 iniziano i controlli dei carabinieri. In attesa che la vigilia di Natale entri in vigore il nuovo DPCM, l'obiettivo è far rispettare l'ordinanza regionale e lo stesso si ripete in tutta la provincia. Proprio da oggi infatti scatta il divieto di spostarsi oltre le 14 dal proprio comune di residenza, se non per motivi di necessità o per altri motivi previsti appunto dall'ordinanza regionale. Il nostro servizio è un servizio di vicinanza alla popolazione, c'è tolleranza nella rilevazione di delle infrazioni, cerchiamo di spiegare appunto in parole semplici quello che il decreto e l'ordinanza dicono. L'autocertificazione già compilata va portata con sé in caso si sia sprovvisti, sono le forze dell'ordine a fornirla. Attenzione a non prendere sotto gamba quel che si dichiara. Sicuramente verrà elevata la sanzione per l'infrazione alle norme Covid, che già di per sé insomma è abbastanza onerosa, e si può anche incorrere in sanzioni penali per aver dichiarato il falso su un atto pubblico. Qual è la vostra raccomandazione? È quella di stare a casa, insomma è l'unico modo che abbiamo per poter battere nel più breve tempo possibile questo enorme nemico. A Porta Altinia, a ridosso del centro, i controlli della polizia locale. Qui la priorità è evitare gli assembramenti dello scorso fine settimana. Nessuna sanzione elevata a fine giornata, gli automobilisti fermati sono risultati essere o residenti nel comune o lavoratori che si recavano a prendere servizio. E a Treviso nel pomeriggio l'ordinanza sembra avere funzionato, meno 65% di presenze pomeridiane rispetto allo scorso fine settimana. Vediamo. Basta guardare le immagini della viabilità sul PUT di questo pomeriggio per capire che la situazione è ben diversa dallo scorso weekend in cui il centro storico era affollato. Si conta infatti un meno 65% di ingressi tra le 14 e le 17 di oggi rispetto a sabato scorso, effetto voluto dall'ordinanza regionale che a partire dalle 14 ha vietato gli spostamenti fuori comune. Non c'è stato bisogno quindi di far scattare il piano anti-assembramento che prevedeva l'attivazione dei 5 varchi in centro storico per accedere a Calmaggiore e contenere il flusso di persone. Lo stiamo gestendo grazie al supporto della Polizia Locale, della Protezione Civile e del gruppo Alpini, che ringrazio. C'è grande spirito di responsabilità e collaborazione da parte dei cittadini, quindi questo mi fa ben sperare per questi prossimi giorni prima del Natale. L'appello che faccio è quello di limitare al massimo gli spostamenti. Treviso off limits per i non residenti nel pomeriggio, che hanno approfittato al mattino per gli ultimi giri di shopping, attenti a rientrare nel proprio comune entro le 14. Preganziol. Ha approfittato di questa mattina perché poi dalle 14 non si può più. Esatto, esattamente, sì. È da Villorba. Ha approfittato di questa mattina. Dovevo venire e quindi ho dovuto per forza uscire a quest'ora. Adesso sta tornando a casa prima delle 14. Beh, certo. E già dal mattino lo schieramento di agenti di polizia locale per controllare gli assembramenti in centro storico e al mercato. Questa mattina abbiamo necessariamente dovuto contingentare gli ingressi al mercato dalle 10:30 in quanto c'era rischio di assembramento. Per quanto riguarda invece il centro storico abbiamo potuto verificare sia con le immagini della videosorveglianza che con gli agenti che sono presenti sul posto che non era necessario avviare i checkpoint. A Padova ora, dove oggi oltre appunto all'ordinanza regionale è scattata quella comunale che ha vietato l'entrata in centro storico alle auto, chiudendo molti parcheggi cittadini. Fuori città ci sono state code e ingorghi questa mattina, ma gli effetti si sono visti sulle presenze. 50.000 le auto bloccate, quindi con un calo rispetto al fine settimana scorso di persone in centro del 30-40%. Code ai varchi, le richieste degli automobilisti a vigili, polizia e carabinieri. In pochi passano, in centinaia respinti tornano indietro. Gli effetti della chiusura del centro storico al traffico, deciso dal sindaco Sergio Giordani per preservare la città dall'assalto da shopping, ha provocato ingorghi lungo le principali vie d'accesso alla città. L'obiettivo era quello di evitare l'invasione prenatalizia e gli assembramenti visti lo scorso fine settimana. Sono le 13:30 dell'ultimo sabato prima di Natale, Canton del Gallo, via Roma, via dello shopping, questa è la situazione.
Il mercato di Prato della Valle, piazze e vie del centro, la gente c'è e continua ad arrivare, ma non si raggiungono i livelli visti il fine settimana scorso. Molti non rinunciano al pranzo nei bar di Piazza della Frutta e delle Erbe dopo la seduta di shopping. Secondo alcune prime stime del comune di Padova sembra si sia registrato un calo di presenze del 30%. C'è molta meno gente in giro, quindi si vede che è servito sicuramente. È giusto che ci siano delle restrizioni perché è molto importante salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Ho visto meno gente rispetto agli altri giorni, anche nelle aule studio per esempio, che torno dall'aula studio c'era molta meno gente, questo sì. Non mi sembra che sia molto rispettata il fatto di non circolare durante il weekend. Ho sempre avuto l'impressione che queste vie siano state molto più affollate dal momento in cui vi è stata appunto questa... Secondo me serviva qualcosa di meno rigido, doveva diluire, perché siamo tutti qua, tutti insieme. Io lavoro 6 giorni alla settimana, mi restano 2 ore e non ho ancora preso niente per Natale. Prenderò tutto in internet. Chi ha potuto ha raggiunto i negozi a piedi o in taxi, controlli anche sui mezzi di trasporto pubblico. Tranquilla invece la situazione in stazione, molti meno i treni in partenza, binari deserti, pochissimi viaggiatori e anche all'esterno controlli dei militari. Intanto baristi e ristoratori, dopo il nuovo decreto del governo, sembrano ormai rassegnati. Ad oggi, dicono, non è ancora arrivato alcun ristoro. Sentiamo. Chiaramente ci mette in difficoltà, non c'è ombra di dubbio, soprattutto in questo periodo. Noi poi abbiamo appena aperto. Ma ormai sembrava imminente tutto ciò, sapevamo già da tempo che era, però d'altronde mali estremi rimedi. Ci creano tanti problemi, è sempre più difficile risolverli e quindi si lavora anche malvolentieri. Se finora hanno lottato e sperato, baristi e ristoratori oggi sono rassegnati. In modo provocatorio, il noto ristoratore Ceolin ha affisso fuori dal suo neonato locale in centro a Mestre una decina di cartelli con i divieti degli ultimi mesi. È evidente che l'ultimo tassello che era rimasto era il pranzo di Natale. Ora mi ritrovo a dover anche immaginare di restituire gli acconti di chi aveva prenotato. È un disastro, non è che vi siano molte altre parole da esprimere, tanto più che è l'ultimo tassello di una situazione veramente ormai difficile da reggere. Stiamo parlando dei 15 giorni più importanti di tutto l'anno per la ristorazione, cioè le festività, è come dire, è sempre domenica. Ad oggi molti non hanno ancora ricevuto alcun ristoro. Lei ha ricevuto ristori nel frattempo? No, assolutamente no. No, per il momento ancora no. Finora no. E quindi siamo ancora in attesa di... Sono ancora in attesa del ristoro promesso il 24 di ottobre dal Presidente del Consiglio. Oltre il danno, la beffa, e per Ceolin non resta che salvare il salvabile. La cosa più significativa che farò da oggi fino al 23, che è l'ultimo giorno ammesso di apertura, sarà regalare ai passanti i Pandoro che avevo evidentemente acquistato in abbondanza per tutto il periodo delle festività. C'è però un grande rammarico. Troppe batoste e soprattutto il senso di abbandono, non solo da parte delle istituzioni nella realtà, quindi a cominciare dal governo, ma anche da parte, io direi, della cittadinanza tutta. Insomma, c'è questa sorta di considerazione che questo mestiere, forse è stato vero nel passato, ora non potrebbe, anche volendo esserlo, sia fatto di commercio in nero, eccetera eccetera, ma non è così in realtà, non è più vero. Nel frattempo, tra ordinanza regionale, decreto del governo e varie misure comunali, c'è parecchia confusione tra i cittadini. Sentiamo come ci hanno risposto i vicentini. Domenica 27 dicembre arrivano in Veneto le prime 875 dosi di vaccini anti-Covid. L'annuncio era nell'aria. L'ufficialità è arrivata nel corso di un incontro tra le regioni, il governo e il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Le fiale arrivano allo Spallanzani il 25, mi sembra, a Roma, questa prima partita, e poi dalla Spallanzani partono direttamente per le regioni. Le regioni dovevano individuare ognuna un punto e individuare anche il riferimento. Noi abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e l'unità farmaceutica dell'azienda ospedaliera di Padova.
La prima somministrazione del vaccino deve essere seguita da una seconda a 21 giorni di distanza. A breve saranno chiarite anche le tempistiche per i quantitativi di vaccini anti-Covid che dalle prossime settimane arriveranno nei 7 hub scelti dalla Regione. I primi 185.000 vaccinati veneti saranno personale sanitario e ospiti e operatori della RSA. Quindi servizi essenziali, forze dell'ordine e altre categorie protette. Infine, a primavera sarà il turno della popolazione indifferenziata. Da indiscrezioni che noi abbiamo in interlocuzione con il governo e con il commissario Accuro si dice che per metà anno, quindi per maggio-giugno insomma, dovremmo arrivare. Queste dovremmo, è quindi condizionale, ma queste sono le indiscrezioni insomma, che dalle riunioni sono emerse. Il vaccino non è obbligatorio ma su base volontaria, tuttavia l'obiettivo è di raggiungere una quota di vaccinati attorno al 70-75%, anche se al momento è difficile fare previsioni su quale sarà l'adesione. Ci sarà, voi sapete, una campagna informativa nazionale che quindi avrà valenza anche a livello nazionale su televisioni, su testate giornalistiche eccetera. Noi comunque stiamo già predisponendo anche una campagna informativa e di sensibilizzazione regionale. Dopo difficile oggi, penso per stile. Era il servizio naturalmente relativo all'avvio delle vaccinazioni anti-Covid anche in Veneto, che partiranno appunto, come avete sentito, il 27 di dicembre con le prime dosi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci in studio con il telegiornale del Veneto. Andiamo ora a Belluno con la cosiddetta marcia della liberazione. Sentiamo. Io faccio le domande, se lei sceglie poi in uguali. fase di montaggio cosa mandare in onda. No, se io faccio esattamente le stesse domande, lei non si intromette nel mio lavoro. L'appuntamento in piazza per la giornata del risveglio è stato organizzata in molti capoluoghi italiani dal gruppo Marcia della Liberazione, che oggi a Belluno ha perso l'occasione per esporre in piena libertà le proprie ragioni, impedendo alla nostra troupe di svolgere il proprio lavoro, che è quello di fare domande. Se il mio collega non è tecnico quanto me, non ne sa quanto me, io lo metto in condizione Allora, di dare una risposta. allora lei si erga a portavoce di tutte le persone che in questo momento sono in questa piazza per spiegare, per avere cos'è il voce unica, pensiero unico. L'obiettivo del raduno in Piazza dei Martiri è quello di contestare al governo la violazione delle libertà costituzionali della persona. Molti tra i partecipanti, successivamente identificati dagli agenti della Digos, si sono infatti presentati senza mascherine. Devo respirare, perché da che mondo è mondo noi siamo fatti per respirare, dobbiamo respirare. Non ho capito a cosa serve questa mascherina. È un segno di oppressione, è un segno di oppressione la mascherina. È un obbligo di legge. La legge se è legge non vuol dire che per forza è giusta? Se vogliamo parlare di legge, la mascherina è un dispositivo medico. Essendo un dispositivo medico, se lei mi vuole obbligare ad indossarlo, equivale ad un trattamento sanitario obbligatorio che segue la legge del 92, non i DPCM che valgono poco più di una circolare ministeriale. Dal banchetto con il megafono parole di contrarietà nei confronti delle limitazioni imposte da leggi e DPCM. Si sono oltrepassati i limiti per un paese democratico, hanno riferito i partecipanti alla manifestazione, dimenticando che la libertà di stampa come la libertà di parola e di pensiero sono sanciti costituzionalmente dall'articolo 21, che in Piazza dei Martiri è stato violato. La stampa non monopolizza il nostro spazio e la ringrazio. Io sono qui a fare il mio lavoro, esatto. Sì, e lo sto facendo per voi. Io sono qui a fare il mio. E lo sto facendo per voi. Il lavoro che hanno fatto è stato disinformare e spendere solamente terrore mediatico. A Venezia ora con la richiesta che l'Associazione Culturale Venezia Libera ha avanzato al Patriarca Moraglia. Sentiamo. Portare nuovamente il presepe anche in piazza San Marco all'ombra della Basilica. Così come avviene per Roma, anche Venezia rappresenta un luogo simbolo della cristianità e merita, durante l'Avvento e le festività natalizie, di poter avere un suo presepio. A rinnovare l'invito in occasione del compleanno di Papa Francesco è stato il presidente dell'Associazione Culturale Venezia Libera, l'avvocato Francesco Mario Delia, che ha rivolto in una lettera un accorato appello al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia.
io da tempo vado dicendo e chiedo al Patriarca di Venezia che rifaccia e reinstalli come un tempo il presepe nella piazzetta dei Leoncini a fianco della Basilica di San Marco e di fronte la sua casa, il fabbricato del Patriarcato. In Laguna, in un passato abbastanza recente, c'era già questa consuetudine, poi interrotta per una serie di cause concomitanti che a più di qualcuno avevano lasciato l'amaro in bocca. Ripristinarla quest'anno, proprio in un momento buio e di pandemia, di difficoltà per molte famiglie, potrebbe avere un forte valore anche simbolico, di speranza, luce e calore, in una Venezia semideserta e senza turisti, un segno di comunità per i residenti. Un gruppo di cittadini è anche pronto a collaborare per l'allestimento. L'appello è lanciato. Ed ora vi ricordo l'appuntamento di Natale con Antenna 3 il 25 dicembre, la vostra festa è con la nostra emittente, dalla Santa Messa del Patriarca di Venezia alle 10 fino al telegiornale delle 19:30, una non stop con voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio e collegamenti dal territorio, e poi naturalmente il filo diretto con voi al numero 351 1755 340, potrete mandare gli SMS e i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire tutte le famiglie in un grande abbraccio, l'abbraccio di Natale a casa con Antenna 3 il 25 di dicembre a partire dunque dalle 10. Ed è tutto per questa edizione regionale del nostro TG, grazie per essere stati con noi, vi lascio in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica raggiunge l'Italia, ma sfiorerà soltanto il nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di domenica 20 dicembre. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo in prevalenza nuvoloso con possibilità di qualche parziale schiarita. Non si escludono anche delle deboli e sporadiche precipitazioni al mattino, specie sui settori più occidentali, limite delle eventuali nevicate oltre i 900-1200 metri sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime in lieve calo e comprese tra i 7 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, giornata grigia con cielo molto nuvoloso, vedete coperto ma con assenza di fenomeni significativi. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso, avremo qui invece un ampio soleggiamento solo con qualche velatura e con qualche foschia al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.